Ultimo confronto senior della settimana, quest'oggi, mercoledì 12 novembre 2025. Domani, infatti, come ogni giovedì, torna l'appuntamento con Giovani al Voto, con il format dedicato ai più giovani, per cui vi invitiamo ovviamente anche domani, avremo due giovani che si confronteranno su tanti temi, evidentemente prettamente più giovanili. Oggi abbiamo due super ospiti, due beniamini del pubblico politico cittadino, insomma due volti notissimi che siamo ben contenti di avere. In stretto ordine alfabetico diamo il benvenuto al coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, Paolo Menis. Ciao L'ho Luca, buonasera a azzeccata? tutti. Portavoce, coordinatore, li ho detti tutti. Coordinatore, Stavolta li ho coordinatore. detti tutti, così Sì, sicuramente non ho sbagliato. hai imparato. E diamo il bentornato al consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Vincenzo Rescigno. Grazie per Con l'invito e buonasera a l'immancabile tutti. cuore tricolore appiccicato Sì, alla porta dell'armadio. Cos'è? Un armadio? sempre, sempre ovunque. Va bene. Sempre tu. Benissimo. Partiamo subito, Paolo. Notizia che abbiamo pubblicato ieri, anzi l'altro ieri, nel 2026 previsti 100.000 passeggeri meno nelle navi da crociere a Trieste, secondo appunto i dati che sono stati forniti. Come avete preso questa notizia? Con senso di sconforto, dolore, rassegnazione, gioia? Ah, io credo che sicuramente nell'immediato può essere una perdita per Trieste, ammesso che comunque non si è mai fatto uno studio serio su quanto è il ritorno economico dei crocieristi che sbarcano a Trieste. Quindi ci sono teorie diverse appunto su questo aspetto, quindi bisognerà capire quale sarà l'impatto nell'immediato, ma potrebbe anche essere un'opportunità e cerco di spiegarmi molto brevemente. Io ho sempre sostenuto che è difficile parlare di turismo in senso generale perché esistono diversi turismi e quindi diverse necessità delle persone che arrivano a Trieste o che potrebbero arrivare a Trieste. E quindi secondo me bisogna pianificare il comune assieme agli altri enti che hanno il ruolo per gestire il turismo, come per esempio la Camera di Commercio e la Regione. Bisogna pianificare diverse tipologie di arrivi nella nostra città. E ho già parlato altre volte proprio qua, un grandissimo ritorno economico viene dato per esempio dal cicloturismo, che è un fenomeno in crescita e che a differenza di quanto si potrebbe pensare, c'ha un ritorno sull'economia locale molto, molto importante perché viene praticato anche da persone che hanno redditi molto elevati. Quindi è un dato quello del calo dei crocieristi che potrebbe essere negativo, ma che apre anche altre opportunità. Vincenzo, prego. Allora, per quanto riguarda le attività importanti di questa città, negli ultimi anni sono due, quella portuale ed il turismo. Per quanto dicevamo adesso, sì, certo, rappresenta una perdita per l'economia locale, in modo che alla fine se arrivassero meno turisti, meno 100.000 vuol dire che vi è una perdita per l'economia locale addirittura. Quindi, però, per quanto riguarda quello che diceva Paolo prima, uno studio è stato fatto da Trieste Terminal Passeggeri qualche anno fa, più un altro ente che non ricordo quale, e l'entrata per ogni ciclo, diciamo, annuale è di circa 40 milioni di euro per la città, per i commercianti, per gli esercizi, eccetera, eccetera. Poi, certo, per quanto riguarda il turismo, potrebbe darsi che dovrebbe essere magari pianificato o programmato in un certo modo, come diceva prima chi mi ha preceduto, però è anche vero che finora diciamo, il turismo in questa città è abbastanza, come si dice, importante, fluido. Abbiamo turismo adesso tutto l'anno in pratica, non solo per la primavera e estate, ma tutto l'anno, come vediamo, è sotto gli occhi di tutti che abbiamo un turismo fluente tutto l'anno. Certo, tutto è perfettibile, anche il turismo, anche il porto, anche la cultura, anche il Portoviejo, tutto è perfettibile. Però per quanto riguarda il turismo, ricordiamoci che contribuisce il turismo al prodotto interno lordo per circa l'8% sul territorio nazionale,
Eppure in queste città siamo sullo stesso ordine, da mangiare a circa 2 milioni di occupati e ogni anno abbiamo recuperato fortemente per quanto riguarda l'era pre-Covid, che adesso abbiamo superato gli 80 milioni di turisti e visitatori. Poi, per ultimo, parliamoci chiaro che Trieste ha un patrimonio storico-culturale eh, molto prestigioso e così anche tutto il nostro paese, che è dall'estremo nord all'estremo sud un museo a cielo aperto. Poi, per quanto riguarda altre fonti di turismo e di attrazione, ad esempio abbiamo l'hub con le navi da crociera, la Costa e MSC Crociera hanno costituito su Trieste 2 hub, poi abbiamo le catene alberghiere sempre più diffuse sul nostro territorio, prestigiose catene alberghiere. Non dimentichiamo che un imprenditore, un commerciante che investe su Trieste, ad esempio gli imprenditori delle catene alberghiere non sono degli sprovveduti e sanno che su Trieste c'è terreno su cui lavorare. Prego Paolo per la replica. Ma intanto ho qualche dubbio sul numero dei 80 milioni di turisti a Trieste In all'anno. Italia, sì. Ah, No, ok, no, in no, Italia. Ok, in ok. Italia, in No, Italia, infatti mi sembra, magari. cioè, mi sembrava un po' esagerato, ma al di là Beh, sì. al di là di questo, credo che il turismo, sono profondamente convinto che il turismo che arriva dalle crociere non è che ha un ritorno enorme sulla nostra città, tra l'altro poi paragonato a comunque un impatto che hanno questi mezzi, queste crociere sull'inquinamento della nostra città. Quindi credo che se vogliamo fare un confronto costi-benefici, il ritorno economico non credo che sia così forte da poter anche superare, diciamo, diciamo quantificare il danno che arriva dall'aumento dell'inquinamento atmosferico. Quindi, come dicevo prima, per me potrebbe anche essere un'opportunità per cominciare a gestire seriamente il fenomeno, perché è mancata una gestione. Cioè, siamo stati bravi, soprattutto la regione, a fare una promozione, un marketing territoriale per far arrivare le persone qua. Ci sono molti eventi che attraggono i turisti, però il comune ha comunque non gestito il fenomeno, perché più turisti vuol dire anche che molti appartamenti si trasformano in bed and breakfast, in case vacanza, e questo fa in modo che il triestino che vive si ritrovi ad avere meno offerta dal punto di vista degli immobili e delle case a disposizione e sia portato, costretto ad andare fuori dal centro e quindi ad abitare le periferie, che può essere sicuramente un bene, ma che comporta anche determinati disagi per una persona che magari era abituata ad abitare più in centro. Quindi ci sono dei fenomeni da gestire, ci sono aspetti positivi, ma bisogna appunto prevedere anche quelli negativi. Prego Vincenzo. No, sì, su ogni cosa, ripeto, ogni cosa possiamo trovare una negatività e una perfettibilità difficilmente raggiungibile, però ti correggo su quanto hai detto per l'inquinamento. Adesso le banchine per le navi da crociera, che attualmente lasciano il motore acceso per mantenere i servizi all'interno della nave, però la prossima primavera già si sta lavorando per la prossima primavera tutte le banchine dove attraccano le navi da crociera saranno Sì, tutte elettrificate. certo, saranno Saranno già, no, elettrificati. sono fatte le gare d'appalto già da gennaio, no, questo gennaio, già dal gennaio scorso 2024, stanno lavorando per elettrificare l'elettrificazione di tutte le banchine dove attraccheranno le navi. Quindi l'inquinamento fino a un certo punto, ma credo che non si tenda a eliminare l'inquinamento delle navi da crociera. Poi ricordiamoci che Trieste è una città turistica, grazie al lavoro fatto dal sindaco di Piazza nel 2016 e dalla presidente della regione di allora, Deborah Serracchiani, che insieme in sintonia hanno fatto in modo che Trieste fosse riconosciuta come città turistica. E infatti i risultati sono avuti almeno circa dopo 2 anni che abbiamo superato il milione di turisti, di visitatori in quell'anno. E da allora c'è stato un'escalation, un turismo e visitatori, insomma, come non mai a Trieste. Perfetto, benissimo. E proprio su questo passiamo al prossimo tema, Vincenzo. Non possiamo, ovviamente, il battiscafo ha lasciato ieri Piazza Unità a destinazione Museo de Enriquez, ora Piazza Unità è libera, come ci ha anticipato il sindaco di Piazza
qualche settimana fa, nei prossimi giorni inizierà l'installazione degli attesissimi basamenti dove verranno poi installati gli alberi di Natale. L'assessore Rossi ha anticipato che non ci saranno tante luci quante non sono mai state installate negli anni precedenti, per cui si prepara, ci si avvicina a un Natale particolarmente festoso, sfarzoso e luminoso. E siete d'accordo con la decisione di un Natale molto ricco, molto farzoso e anche con una spesa adeguata a tutto questo sfarzo? O viceversa siete favorevoli più a un Natale più umile, più semplice, meno costoso e più, diciamo, più da vivere intimamente? Quindi praticamente un po' siete più per il Natale di piazza, per il Natale filo Cosolini o per il Natale filo Illy? Prego, Vincenzo. Ma io è chiaro che le cose semplici mi attraggono sempre di più, però in una città come questa, che ripeto, è una città turistica che attrae centinaia e centinaia di migliaia di turisti ogni anno. Prima, come dice spesso anche il sindaco, i triestini, quelli della regione, prima Venezia Giulia, andavano in Austria a vedere l'illuminazione del Natale. Molti adesso, da tutte le regioni, dall'Austria e anche dall'est, arrivano a Trieste per vedere Trieste, la Piazza Unità così addobbata. Quindi non è altro che un arricchimento per questa città. Poi le zone centrali sono quelle più, ovviamente, più curate, nel senso che è là che c'è l'attrazione maggiore per il turista o per il visitatore. Quindi anche le periferie saranno addobbate in un certo modo. Però ricordiamoci che Trieste è inserita nell'elenco delle città turistiche come tale, deve avere un addobbo o dei festeggiamenti delle luminarie appropriate alla città in cui si trova, nella posizione in cui si trova. Ricordo che Trieste, da uno studio di un'agenzia americana, risulta essere tra le 25 città più belle del mondo. E l'ultimo di qualche settimana fa, neanche 2 settimane, Booking.com ha pubblicato uno studio dove Trieste risulta essere tra le 10 città più desiderate al mondo. Penso che Paolo lo sappia e lo sai anche tu, caro Luca. Però certe cose non si possono, diciamo, come si dice, eludere. È vero anche questo. Quindi vi è stato uno studio USA, uno studio Booking.com, abbiamo registrato circa il 350% di aumento nel 2024. Quest'anno, 2025, credo o restiamo sullo stesso livello, sulla stessa percentuale, o saremo addirittura ben oltre il 400% nel 2025. Prego Paolo. No, con tutto il bene che voglio alla mia città, non credo che i turisti vengano a Trieste per vedere una Trieste natalizia, cioè mi spiego meglio. Le peculiarità di Trieste sono altre, no? Le vacanze natalizie, se voglio organizzarle, vado a vedere, non so, i mercatini di Natale in qualche città dell'Austria oppure a Bolzano o di altre parti. Questo non vuol dire che la città non deve essere addobbata. Io credo che ci vuole un giusto compromesso tra le disponibilità economiche che ha il comune. Sicuramente non va bene una situazione come quella che si era creata nei primi anni con l'amministrazione Cosolini, che ha dovuto tra l'altro fare i conti con il patto di stabilità che aveva impedito determinate spese. Non credo abbia senso esagerare più di quello che è stato fatto negli ultimi anni per addobbare la città, perché io vedo comunque una città dai due volti, no? Un centro città pieno di vita, pieno di persone che hanno capacità reddituali che possono spendere, però vedo sempre delle periferie, dei rioni più periferici, ma non serve proprio neanche andare nella periferia più lontano. Io abito San Vito Campi Elisi, vedo comunque una parte di città che è un po' più sottotono, perché ricordiamoci, in Italia abbiamo i salari più bassi d'Europa, abbiamo difficoltà per molte persone ad arrivare a fine mese e quindi ci vuole il giusto compromesso tra sobrietà e necessità di abbellire la nostra città nel periodo più bello dell'anno. Poi oggettivamente il turista viene a Trieste perché ci sono tante
cose belle da vedere, non viene a Trieste per vedere la Trieste natalizia. Ecco, quindi è bene farlo, è bene addobbare la città, ma non la mettiamo come investimento turistico, ecco. Vincenzo, prego. Vabbè, Trieste comunque ha un patrimonio storico, artistico e culturale non indifferente, quindi, non indifferente, quindi le persone non vengono solo per il Natale, ma arrivano anche per vedere gli addobbi natalizi, l'atmosfera, l'armonia di questa città in quel periodo. Però non dimentichiamoci, Trieste, il patrimonio storico, artistico e culturale di Trieste. Poi, per quanto riguarda le periferie, a cui accennavi tu, Paolo, è chiaro, in ogni città d'Italia, parliamo dell'Italia, tutte le periferie sono un po' sottotono rispetto al centro. Punto. Beh, diciamo proprio su questo, allora allargo ancora un attimo il discorso e poi passo, dopo il tempo anche a Paolo. In questo senso volevo anche aggiungere il tema del Luna Park. Può essere una risposta al tema delle periferie? Quanto è importante il Luna Park per le feste di Natale e ovviamente anche per rendere tutto più natalizio, più familiare, più a misura di giovane? Vincenzo, prego. Poi faccio Il Luna, recuperare Paolo con la doppia risposta. il Luna Park comunque sia è allegria, è gioiosità. In questo periodo anche, insistiamo ancora una volta sul periodo natalizio, o può essere anche a Carnevale o, in altri periodi, chiaramente il Luna Park è un'attrazione, gioiosità, allegria e per me va bene. Non può esserci un introito economico per l'economia locale, così come per le navi da crociera o per altro, però è giusto che ci sia anche un'attrazione di questo tipo qua. Prego Paolo. Ma sinceramente non ho un'opinione precisa, bisogna capire effettivamente quanto il sistema Luna Park risulta ancora attrattivo. Cioè, io ho la sensazione, No, però ma era non ho. riferito anche a quello che parlavate delle periferie, visto che verrà fatto comunque a Chiarbola, quindi era anche collegato a quel discorso che Sì, facevate. ecco, io ho ricordi del Luna Park a Chiarbola, ecco, non ho ricordi, o comunque mi dava un po' di tristezza vedere il Luna Park messo in fondo alle rive in zona Campomarzio, perché era una zona anche, secondo me, poco accessibile e poco usufruibile per un Luna Park. Però al di là di questo, visto che il modo per divertirsi e soprattutto per i giovani è cambiato radicalmente rispetto solo a 5-10 anni fa, bisogna capire se effettivamente il Luna Park è ancora attrattivo. Può essere sicuramente una soluzione, però ricordiamoci che la rivitalizzazione delle periferie non è che si può fermare nelle 2 o 3 settimane, un mese natalizio a cavallo dell'anno. C'è bisogno di pensare a una strategia più a medio e lungo termine e che vada appunto a rivitalizzare le aree periferiche della città 12 mesi all'anno. Ecco, su questo credo che alcune iniziative il Comune nel passato le abbia fatte. Faccio per esempio Trieste Estate nelle periferie, credo sia un'ottima azione, no? Cioè quello di fare dei piccoli eventi anche fuori dal centro, da Piazza Verdi. Va fatto però prendendo come spunto, non so, il rione di Altura, che è un mio pallino, va fatto un progetto di riqualificazione un po' più pesante e un po' che vada appunto nel medio e lungo termine, perché è un rione che è diventato dormitorio e che non ha più servizi. È chiaro che l'impresa non può essere obbligata ad investire in una determinata area della città, però se c'è la spinta del pubblico sull'installazione di alcuni servizi o sulla promozione di alcuni servizi, è chiaro che poi anche le piccole aziende, le piccole imprese possono tornare a essere insediate nei rioni periferici. E l'ultima cosa, tornando al discorso del turismo di prima, abbandoniamo per cortesia progetti che hanno una dimensione che non è reale per la nostra città. Faccio riferimento, vabbè, dell'Ovia abbiamo parlato tante, tante volte, ma qualcosa di più turistico, che è quello del Parco del Mare, che è un pallino della Camera di Commercio, che vada finalmente abbandonato perché disperdere energie in termini
e rispendere risorse in termini di energie e di soldi, forse non ce lo possiamo più permettere. Perfetto, benissimo. Volevi rispondere, Vincenzo? Possiamo concludere, Oh, su Trieste, sulle periferie sono due trasmissioni da fare solo per le periferie, quindi potrei parlare per ore. Fermiamoci qua. Ah, Va bene. benissimo, era così per cui visto che siamo giunti al termine, volevo che se volete 30 secondi a testa, però siamo stati a sburgici col tempo, siamo stati bravissimi. Per Già cui finito. molto bene, 20 minuti spaccati, voi siete stati proprio, non so se avete controllato l'orologio, però al 20° minuto Paolo ha finito di parlare, per cui bravi. Però ovviamente non possiamo non proporvi il giochino, ovviamente che proponiamo ogni volta, il borsellino delle prossime comunali, quindi ad oggi 12 novembre 2025 vediamo un po' se la risposta che avete dato l'altra volta è cambiata o meno, quindi i diversi le stanno cambiando di volta in volta a seconda un po' di come le situazioni politiche evolvono. Secondo voi chi sarà il candidato sindaco dell'altra coalizione ad oggi 12 novembre 2025? Cominciamo con Paolo. E Federica, Vincenzo? Francesco Russo. Perfetto, benissimo. Quindi la sfida che Paolo Menis e Vincenzo Rescini danno è Francesco Russo contro Massimiliano Fedriga, anche se evidentemente penso che il desiderio, il sogno segreto e intimo di molti testini sia una sfida tra Paolo Menis e Vincenzo Rescini. è Per cui, chiaro, beh. ma chiaro, ovvio. benissimo, Come no? ovviamente con una bella risata da parte di entrambi, perché evidentemente ci vuole anche, siamo vicino a Natale, per cui come sempre tra 2 settimane cominceremo la nostra programmazione natalizia caratterizzata da sorrisi, ci vestiremo da Babbo Natale, ci metteremo anche gli ospiti, anche Paolo e Vincenzo verranno con i barretti di Babbo Natale, per cui ci divertiremo per 1 mese e mezzo, perché se ci vediamo a Natale quando ci divertiamo. Non vedo l'ora. Grazie Paolo Menis, Bene. coordinatore e portavoce del Movimento 5 Stelle Trieste, Vincenzo Rescigno, consigliere comunale del Fratelli d'Italia. Grazie a tutti, ci vediamo fra 5 minuti per la seconda parte. Buonasera, Grazie ciao a molto a tutti. tutti.